Ben ritrovati con il nostro appuntamento giornaliero dedicato allo sport, venetoglobe.com e VG Radio. Cercheremo di dare un'occhiata veloce a quello che sta succedendo e cureremo principalmente la cronaca regionale, provinciale e locale, alternando video ed audio. Linea dura dei club di calcio, si parla di taglio degli stipendi, le società di Serie A unite, niente marzo ed aprile, 4 mesi se non si riparte. Laic dice che è una vergogna e ora si va verso trattative squadra per squadra. Negli altri paesi europei si parla di un confronto duro e lungo in Inghilterra, per esempio, e taglio del 70% in Spagna. E intanto a Monaco va in campo il Bayern che effettua i primi test, corse, palloni e tamponi e ci scappa anche un abbraccio. Ieri riunione per la Formula 1, riunione sul futuro dei Gran Premi, ora spunta il budget variabile, i grandi chiedono un tetto alle spese più alto per i costruttori, confermate le nuove regole per il 2022 ed il Canada potrebbe saltare. Ieri riunione anche per la pallavolo, diritti alla playoff per la Superlega maschile, campionati bloccati, ma dopo l'emergenza il titolo potrebbe essere assegnato con un barrage tra le prime 8 della classifica. Nel settore femminile si pensa alla chiusura totale oppure, anche in questo caso, ad una fase finale di playoff. La pallacanestro di A1 alle ore contate, le bolognesi dicono che l'ultima parola spetta al governo, mentre Petrucci dice che tocca alla Federazione Italiana Pallacanestro. Tra oggi e domani comunque dovrebbe arrivare lo stop, mentre la pallanuoto uomini e donne rimane ancora sospesa per decidere. La cronaca regionale trevigiana, l'Imoco Volley Conegliano in attesa di sapere se lo scudetto sarà cancellato, se potrà metterlo al petto o se dovrà giocarselo in playoff, pensa anche al mercato, lasciate andare con rescissione di contratto Ogbogu e Gertis, Maschio e Garbellotto hanno pensato e stanno pensando seriamente all'americana Mackenzie Adams e alla nazionale italiana Farr, Sorokaite potrebbe accettare offerte da Busto Arsizio e Hill sta meditando se ritirarsi oppure no. Intanto compie gli anni la capitana Jovana Volos, auguri a lei, rinnovi per De Gennaro, Folì, Silla e Gonu De Cruyff. Al timone sempre lui, Daniele Santarelli ed il suo riconfermato staff. Ma sentiamo l'intervento di Mauro Fabris, presidente della Lega Femminile, in merito a quello che è stato deciso nella giornata di ieri. Beh, è stata un'assemblea importante, è un'assemblea che ovviamente non avremmo mai voluto fare perché siamo stati costretti ad affrontare una tragedia nazionale, una tragedia mondiale, una situazione che nessuno pensava mai tra noi tutti, penso, di poter vivere nella propria vita. E questa situazione che sta comportando appunto le tragedie che tutti conosciamo, personali, di tanti che non ce l'hanno fatta, la chiusura delle nostre comunità, il distanziamento personale, la situazione di grave sofferenza economica, ovviamente ci ha costretto, ci costringe a prendere decisioni che appunto, come dicevo, non avremmo mai voluto prendere. Questo anche perché sono mancate, continuano a mancare quelle che secondo me sarebbero state le autorità che avrebbero dovuto decidere sopra di noi, e cioè io penso al CONI per quanto riguarda la parte sportiva, penso alla FIPAV, penso che decisioni come queste dovevano essere lasciate e determinate per il rispetto di tutti e nell'interesse dello sport in generale, almeno dello sport italiano, in maniera tale che tutte le discipline sportive avessero e potessero avere uguale trattamento in questa stagione. Ciò non è avvenuto, quindi siamo ancora qui sospesi che non sappiamo cosa vorrà determinare il CONI, non sappiamo cosa vorrà determinare la FIPAV, corriamo perciò il rischio che alcune discipline possano concludere, altre non possono concludere il campionato, corriamo il rischio che alcuni titoli vengano assegnati, altri no, e questo secondo me non fa bene allo sport in generale. Abbiamo aspettato finché ci è parso utile e necessario, finché potevamo aspettare. Abbiamo ritenuto oggi che non si potesse aspettare di più, anche se alcuni segnali, come dire, positivi, comunque insomma, sembrano venire rispetto alla pandemia. Però anche su questo il governo mantiene fermo ovviamente il punto, e su questo personalmente sono d'accordo, di bloccare qualsiasi appunto movimento sino almeno il 13 di aprile, però si è cominciato a discutere di una fase 2 che dovrebbe prevedere un ritorno, diciamo così,
a una normalità, anche se ritengo personalmente che anche rispetto allo sport, certo non torneremo alla normalità che conoscevamo prima, palazzetti e stadi pieni di appassionati. Fin tanto che non verranno risolti alcuni problemi, tipo l'individuazione appunto di un antivirus, di un vaccino, credo che difficilmente si potrà immaginare che il distanziamento sociale si possa superare. Quindi le decisioni che abbiamo assunto sono queste. Noi chiederemo alla federazione, perché ricordo a tutti che le decisioni naturalmente le prende la federazione, che ha dato alle leghe in gestione appunto i campionati. Le decisioni sono queste: di dichiarare ovviamente conclusa la stagione di A1 e di A2, di dichiarare vincitrice della regular season per quanto riguarda la 1 il Conegliano, il Moco Conegliano, di lasciare alla federazione ovviamente, come compete, l'assegnazione o meno dello scudetto, di non fare retrocessioni per quanto riguarda la 1 e di applicare la classifica alla 19ª giornata per quanto riguarda la griglia appunto per la partecipazione alle competizioni europee. Per quanto riguarda la 2, la promozione diretta delle prime 2 in testa alla classifica della pool promozione, e poi il blocco delle retrocessioni anche in questo caso. Chiederemo alla federazione di non fare le promozioni dalla B1 verso appunto la A2. Quanto premesso vale, ma si dà un'ultima possibilità, diciamo, in ragione di eventuali decisioni che dovesse assumere la CEV per quanto riguarda ad esempio lo svolgimento delle fasi finali delle competizioni, in cui noi abbiamo appunto schierate ancora 4 squadre, 3 in Champions, Conegliano, Novara, appunto Scandicci e Busto per quanto riguarda la CEV. Siccome la CEV non ha ancora deciso cosa fare di tutto questo, vedremo cosa farà, ma siccome questi club a quel punto hanno dichiarato di essere consapevoli che dovranno appunto partecipare anche per evitare penalizzazioni, per evitare decurtazioni ai rank per quanto riguarda l'Italia, quindi l'idea dei club è quello comunque di lasciare al presidente nel confronto con la FIPAB, eventualmente laddove la FIPAB fosse d'accordo, laddove la CEV lo richiedesse, di lasciare appunto al presidente di valutare eventualmente con la FIPA la possibilità di adottare altre formule per la conclusione del campionato, ma questo sarà possibile solo con norme più chiare in ordine appunto alla fine dell'emergenza, in ordine alla decisione che assumerà la CEV, in ordine a quanto vorrà fare la FIPA. Oggi lasciamo da parte un pochino il calcio, è un calcio trevigiano, regionale, ma se vogliamo anche nazionale, in lutto per la morte causa coronavirus di Franco Gava, ex arbitro di Serie A, papà di Gabriele Gava, anche lui arbitro di Serie A. La morte è sopraggiunta quando sembrava in via di guarigione, purtroppo il coronavirus ha vinto sul fisico di 74 anni di Franco Gava, che ricorderemo come uno degli esempi sportivi non solo della nostra marca trevigiana. Ciao Franco. Per l'atletica leggera vi ricordo che il meeting Città di Conegliano in calendario a settembre, dopo il rifacimento della pista, si riproporrà. Cancellato invece lo junior meeting dell'atletica Silca Conegliano del 25 aprile prossimo, appuntamento al 2021 con la gara organizzata dai giovani, per una volta dirigenti. Il rugby ci ha permesso in questo periodo di coronavirus di conoscere i personaggi oltre che giocatori del Benetton. Si parla di mercato, in casa biancoverde ci saranno gli addii illustri di Bud, di Zanni, di McKinley, di Nasimanu, di Fuser e di Tebaldi, nonché di Rizzi, Machelera e Di Stefano. Gli arrivi, oltre a Braley già annunciato e già presentato dalla società, arriva l'azzurro Padovani, poi Garbisi, Lucchesi, Drudi, ma scopriamo invece, per non parlare di acquisti e di cessioni, scopriamo l'arte culinaria al tempo della quarantena di Tiziano Pasquali, che ci fa veramente assaporare e gustare una meravigliosa carbonara.
Con questo servizio termina qui il nostro consueto e giornaliero appuntamento informativo sportivo. A domani!